tutta la zona di San Samuele, affacciata sul Canal Grande, nel sestiere di San Marco, quella più legata a Giacomo Casanova e alla sua infanzia. Qui, in una calle che corre ancora oggi sul retro di Palazzo Malipiero, in una casa che non è mai stata identificata con certezza, sarebbe nato dagli attori Giovanna Farussi La Buranella e dal parmense Gaetano Casanova il 2 aprile 1725, primo di 6 figli. L'infanzia e la giovinezza trascorsero dunque tra queste calli e Corte dei Muneghe, dove abitava l'amata nonna Marzia, e Corte del Duca, dove soggiornarono anche Carlo Goldoni e il capocomico Giuseppe Imer. Fu a causa di una tresca con la figlia di Giuseppe Imer, Teresa, uno dei suoi primi amori, se un giorno Giacomo Casanova fu scacciato per sempre proprio da Palazzo Malipiero, dove abitava l'anziano nobile Alvise Gasparo Malipiero, uno dei suoi protettori, che lo sorprese con la ragazza, della quale si era senilmente innamorato. Peraltro, l'anno precedente, sedicenne, aveva dovuto abbandonare la carriera ecclesiastica dopo una disastrosa predica nella chiesa di San Samuele, la stessa dove si erano sposati i suoi genitori e dove lui era stato battezzato, della quale era chierico. Avvenne il 19 marzo 1741, quando salì sul pulpito ubriaco e svenne, o finse di svenire, e fu portato fuori a braccia tra due ali di fedeli divertiti. Da quel momento, è il caso di dire, si dedicò ad altro.